Buonasera a tutti e benvenuti. Questa è la prima e unica puntata di Confidence. Le prime cose che vi devo dire è che per seguirci noi siamo in onda in televisione, nella televisione, sul canale 645 TV Campane 1. Ma siamo in onda anche su Facebook, sulla pagina ufficiale di Gianni Fiorellino. Se avete lo smartphone a portata di mano, se siete in giro, ovunque voi siate, attraverso Facebook avrete la possibilità di seguire l'intera puntata. Per cercare la pagina di Gianni su Facebook dovete cercare Gianni Fiorellino Official. Eccolo qua, Gianni Fiorellino. Buonasera Ettore. Ciao bello, ciao Buonasera caro. a tutti. Allora. È per me una grande soddisfazione, un onore, il solito onore che ho di passare dalle reti dei fratelli Marigliano e di essere sempre intervistato da te, appoggiato da te, condotto da te, perché sei tra i più bravi condottieri che abbiamo nel panorama campano e probabilmente no. E questa sera il resto non lo so chi lo farà, se io o tu, Sì. ma in confidenza ci diremo un sacco di cose, chissà se riuscirò pure io a chiederti qualche cosa in confidenza. Ma sì, se vuoi, sì, se posso risponderti, se interessa a qualcuno, sì. Intanto ci muoveremo di confidenze in confidenze, perché abbiamo pensato di fare questa puntata, perché la vita di Gianni, non solo quella artistica, ma la vita in generale, la vita a tutto tondo, interessa moltissimo. Allora ci siamo detti, ma diciamo tutta una serie di cose, tutte insieme, no? Così evitiamo di frammentare, certo. di scrivere post su Facebook o di mettere fotografie che possano lasciare intendere delle cose che poi non sono. Invece tutto quello che dirai lo dici con la tua voce, ci metti la tua faccia e non ci saranno dubbi. Partiamo dall'inizio, partiamo dalla famiglia, partiamo da mamma e papà. Mamma e papà sono ovviamente le colonne portanti della mia esistenza. Oltre al fatto che ho ancora il piacere di avere due genitori in vita, e questa è una cosa importantissima perché non tutti possono dirlo, oltre a questi, insomma, io li amo molto, sono per me dei punti di riferimento importanti. Mio padre ha avuto per me, diciamo, una grossa figura, ha avuto un'importanza particolare perché ha iniziato a lavorare con me, cioè ha iniziato a fare la musica a tutto tondo, perché lui già suonava, faceva il musicista e aveva i suoi gruppi, però ha iniziato con me perché investendo il tempo, anche molti denari, su quella che era la mia devozione, e cioè lo studio della musica, del pianoforte, e poi dopo negli anni i dischi, si è proprio dedicato anima e corpo ai miei obiettivi, seguendomi passo passo, non facendosi trovare nei punti in cui io dovevo stare, ma ci stava sempre, quindi mi lasciava fare ma mi guardava. E poi negli anni è diventato un mio amico, insomma, quindi per me è stata veramente una figura e lo è ancora importantissima. Come tutte le belle cose hanno anche dei momenti un po' antipatici, no? E anche con lui ho attraversato dei periodi particolarmente E invece mamma? complicati. Mia mamma invece è una donna che appartiene ad un altro mondo. Mia mamma, se potesse, non vivrebbe sulla terra, perché lei psicologicamente è una donna che dire restata in certi anni potrebbe essere metterla fuori dalla generazione, in realtà non è quello che voglio dire, ma è antico tempo, è un po' come me, perché io mi ritengo un campagnolo, cioè io ho preso proprio secondo me da mia mamma e anche dai miei nonni questo campagnolismo che però io l'ho sempre guardato da un punto positivo, cioè che porta avanti la serietà, il sacrificio, no? Porta avanti l'essenza, le poche cose che però servono ad andare avanti nel tempo e a cercare sempre una verità. Tu quando tocchi la terra, io per esempio vado a impazzire per l'odore dell'erba, per la terra, per questi odori, mi piace.
perché in realtà io tengo Rindusanga, arrivando da una terra come quella di Giuliano, no? E pensi ci stanno stesse terre. E quando vedo tutte le terre, l'Umbria, vedo tutte queste cose verde, io vado a impazzire. Mia mamma fa parte... la stessa cosa. Mia mamma, per me è sempre un fiore, bello, perché mia mamma, no? Ha con sé una grandissima sofferenza, che è quella là delle donne che hanno fatto in tanti anni due cose, la moglie e la mamma, e quindi insomma è stata sempre legata a questo carro della famiglia. Sia io che mio padre, anche mia sorella, che questi eravamo e siamo in famiglia, abbiamo dato tante cose belle a mia mamma, ma probabilmente io sono il primo che ha dato pure delle cose brutte, cioè? L'assenza probabilmente, perché io quando ero piccolissimo, a 18-19 anni, a parte che già prima, preso dal lavoro, c'ero quasi mai, però a notte mi ritiravo a dormire, poi dopo, quando ho compiuto la maggiore età, approfittando dei progetti che mi stavano... insomma, mi vedevano protagonista, io sono andato via, sono partito prima a Roma, poi a Milano, insomma, e per tanti anni ho guardato da lontano pure le sue sofferenze, insomma. Qualche volta l'ho vista entrare in qualche ospedale, avrei preferito di non vederlo mai, perché un figlio non si augura mai, no? Che una mamma o che un genitore, ma pure che un fratello sia male, particolarmente la mamma, perché la mamma è sempre mamma, c'è poco da fare. Però poi alla fine tutto ha un termine. Mio padre è stato fortissimo, devo dire che molta stima, perché è riuscito da solo a supportare una situazione complicata, perché quando si tocca la psicologia, la psiche umana, non è facile combattere, non è facile supportare quel che è, diciamo, poi dopo la debolezza della persona che ti trovi accanto, specie se è tua moglie, no? Quindi voglio dire... Però ce l'ha fatta perché è un uomo molto forte, quindi adesso è tutto a posto. Allora, da queste prime parole è venuto fuori anche il primo hashtag, lo dico a chi ci stesse seguendo su Facebook e può commentare sotto la diretta, attaccatevi alle parole, al racconto di Gianni. Come hai detto, campagnolismo? Sì, campagnolismo. Campagnolismo, che hai inventato tu. È meraviglioso. L'hai inventato tu. Quindi meraviglioso. No, è meraviglioso. Lo trovo che non è campanilismo, ma è campagnolismo. Perché ognuno di noi... È bella campagna, questo, in questo senso qua. Potessimo a vivere in mezzo ai frati. Hashtag campagno, come hai detto? Campagnolismo. Mia moglie invece ci piace scavare in mezzo a tutti questi luciarello, il 24esimo piano. Devo dire la verità. Solo che vetri senza finestra. Anche a me. Anche a me. Senti, sai che lì case cubiche. Esattamente. Che non ci stanno curve. Solo finestre. Solo senza davanzali, solo vetri. Ok, perfetto. Solo vetri che le creature sono poco così. Babba su hanno a finire che cava in adesso non vede niente. Ma solitamente quei vetri non si aprono se non attraverso un telecomando. Addirittura, pensi si scarica a batteria. Sei finito. E non si chiude più. Sei finito. Senti, soltanto una cosa di mamma, papà, della famiglia. Prima che tu cominciassi poi a cantare, se ti va di dirlo, com'era la situazione economica? Cioè, nel senso, che tipo di vita vi potevate per tutti, ti potevi permettere da bambino? Prima che iniziava a cantare io parlavamo proprio che avevo 11 anni, perché il primo disco l'ho fatto a 12 anni. Preadolescenza. Diciamo, di quello che mi ricordo ovviamente. Da un certo punto in poi. Allora, mio padre è stato sempre uno che ci ha fatto vivere benissimo. Ok. Proprio per quella parte che tu mi hai adesso illustrato, che la parte là io sinceramente non ho nulla da dire. Mio padre aveva una casa di proprietà che gli aveva lasciato il papà, teneva una casa in costruzione sempre in una campagna giuliana. Insomma, si stava sereni, tranquilli, erano anche altri momenti, parliamo di 30 anni fa, e faceva l'imprenditore edile. Mio padre è nato muratore, facevo fravigatore, quindi faceva in casa, solo che poi negli anni è stato bravo a farsi una squadra, a crescere. E così faceva molti lavori, insomma, anche importanti. Ok, quindi la situazione era una situazione... In quel momento là. In quel momento là. Dopo che invece, quando è arrivato il momento mio, ma non credo per colpa mia, insomma, ma per colpa degli anni, delle crisi e delle cose, che parliamo, mettiamo fossero gli anni 90,
è iniziata la vera crisi dopo qualche anno, no? In che senso? Generale, la crisi economica. No, tu hai detto quando è cominciato il momento mio. Quale momento mio? Cioè... Da cantante, potrebbe da cantante. Essere anni 90, 92, okay, 93. Okay. Era proprio l'inizio del disastro mondiale, no? Sì. E noi ci siamo trovati in piedi, insomma. Mio padre ha cercato di fare sempre i sacrifici, ma poi io l'ho visto sempre senza vizi, l'ho visto sempre senza, non si è mai drogato, non ha mai avuto altre donne, che io sappia. Sì. Quindi voglio dire, una persona normalissima, pensava solo ai figli, pensava all'amore. E proprio per pensare solo alla crescita personale dei suoi familiari, anche lui ha commesso dei grandi errori. Chi non li ha commessi dei grandi errori? Che ci hanno portati. Diciamo che io, proprio perché lui era diventato il mio amico, assieme abbiamo fatto un sacco di errori, secondo me. Ma a me non è permesso, perché eri piccirillo. Uno, per esempio? No, è giusto che siamo padre e figlio. Io mo ho 2 figli. Se questi qua sbaglieranno, sono chi? Che ci fermano. È chiaro. Invece siamo stati troppo amici, abbiamo fatto troppe società e a volte abbiamo vinto assieme, altre volte ci siamo trovati a fallire assieme. Quindi stai parlando di sorda, allora. E tu mi hai fatto una domanda specifica. Ok. Quindi, però, dietro alla perdita o a un fallimento economico c'è anche una grande delusione, c'è sta pure perché una cosa che facciamo una società, io e un'amica mia estranea, fallisci tu, fallisco io, che gamma fa? Giurim, e andiamo avanti. Domani, una cosa è se fallisci con papà. Falliscono una serie di sensazioni, di emozioni, di speranze. Giusto. Perché comunque quando tornavo a casa le cose non andavano bene, mi mettevo pigiama e mi addormentavo in quel letto. Non è che me ne vanno a distrarre da parte. Quindi era un po' un vortice. Quindi c'è stato un momento che non vi siete parlati, che non c'è stata grande comunicazione? No, c'è stato, l'ho premesso prima, c'è stato un momento dove per qualche errore che io non ho condiviso e non ho voluto condividere, mi ha portato comunque a staccarti. A staccarmi. Okay. A staccarmi un po', ha fatto bene a lui e ha fatto bene a me. Okay. E dopodiché siamo meglio di prima, no? Perché chi ha fatto ovviamente il primo... nessuno si è mai permesso di inveire o di andare oltre il seminato, perché teniamo i caratteri in merda, però siamo molto educati e ci rispettiamo molto e quindi ognuno si è messo al lato. Chi ha fatto il primo passo indietro poi? No, ma entrambi. Insomma. Poi ci sono dei piccoli segnali che ti fanno capire, no? Perché tu sei a memoria, a padre, o a tua mamma, voglio dire. Certo. Quindi... Però il crollo vero e proprio, la distruzione mia economica, se vogliamo, che ancora negli anni raccolgo frutti di questa distruzione, ancora vedo, perché poi per me gli insuccessi sono dei frutti, perché è dall'insuccesso che riesci ad emergere, no? E a cambiare i tuoi... Perché è successa questa cosa che non ha funzionato? Per me è un frutto, è un consiglio, un parere di qualcun altro quando hai un problema da risolvere, no? E quindi per me è stato tragico, diciamo, le annate da un po' dopo Sanremo, perché per i primi 2 o 3 anni, quando io sono andato a vivere in un'altra città, ho fatto altre cose. Ma stai correndo però? No. Perché io so assai guai mio. Non è che so assai guai, nel senso sei arrivato a Sanremo. Allora, eravamo... No, pensavo... Allora, scusami, eravamo arrivati... Stiamo a 12 anni. Stiamo a famiglia. 13 anni, 14 anni, ho studiato tantissimo, avevo un solo problema. Ma questo lo sappiamo. Un solo problema, non volevi a scuola. Tu non volevi a scuola. Però eri brava, ma non volevi a scuola, no, perché, scusa, non avevo tempo. Non so se i tuoi fan, quelli più accaniti, sanno... si chiude a scuola, poi... No, terza media. Ah, tu hai fatto terza media, questa è la prima volta. Hashtag terza... Scusami. Ma perché mi era piglio diploma, perché mi era piglio solfeggi, che senza terza media non potevi fare, se non ci appennere i professori. Non correre però. Era fuganista. Fiorelli, non ne a correre. Allora, hashtag terza media, che mi sembra una tappa fondamentale. Intanto, se ogni tanto lo vedete distratto, perché lì ci sono Melania e Mattia e sono da sempre ormai la calamita di Fiorellino. Sta dormendo? Te lo chiedo io, sono il conduttore, non sta dormendo. Sei tranquillo? Non sta dormendo. Tranquillissimo. Allora, vabbè, cominci a cantare, ok? Comincio a cantare, inizio a capire delle cose. Sì, ma cominci... insomma, il primo disco non mi ha cagato quasi nessuno. No, vabbè, ma il primo disco, il secondo sì. Il primo disco l'ha registrato Pino Fontana, che sta in regia. Sì, ma adesso però non dire questa... No, perché sembra che tu voglia dare la colpa a Pino Fontana, ti pregherei. Che significa? E feci un duetto con Mauro Nardi. Ma non dire, è perché sembra che tu voglia dare la colpa a Mauro Nardi, cioè è un insuccesso, cioè, ma nel senso che... Allora facciamo così, non prendiamola come insuccesso. Uno fa il primo disco, non ha ancora una grande attenzione intorno. Eppure avevo una grande agenzia. La vuoi finire? Master Malfi Music. Ma la devi finire, la devi finire. Ok, Crudelia già agiva. No, 93. Chi è Crudelia?
No, ma non esisteva mai. Ah, Crudeli. Poi spiegheremo chi è Crudeli durante il corso di questa puntata. Vabbè, comunque, dal secondo disco poi comincia ad arrivare una... Ecco. Dal secondo disco che una era certa attenzione. Che anno era il secondo disco? Era il 96. Il 96. Fine 96. Fine 96. Che cosa c'era in quel disco? Solo così velocemente per citare delle cose. Sta città, quando ti sposi, si ci dice ne cose, 3.000 scuse, 3.000 scuse, te, maledetta. Mamma mia, ecco, allora probabilmente non è che non c'era attenzione nel primo disco, è che forse il primo disco non era all'altezza del secondo, ecco, mettiamola così. Non era all'altezza nemmeno io. Ti dico la verità. Che vuol dire per un artista non essere all'altezza? No, a vedermi adesso com'ero a 12 Ti prego anni. di rispondere a questa domanda che è importante. Per un musicista che vuol dire non essere all'altezza ancora? Significa essere intelligente. Perché un musicista che dice io non ero all'altezza... no, ma si è messo in discussione e ha capito praticamente, cioè che cosa era? Praticamente era che, te lo sto spiegando, io innanzitutto eri chiatto. Come chiatto? Tenevi i capelli ricci che lente dorate. Ma poi quando puoi tenere 12 anni e puoi fare una cosa in tuo stomaco, ma tu fai proprio schifo, non fai una cosa in tuo stomaco. Ma tu hai fatto sparire tutte le foto di quello? No. E dove stanno? Non sai, però non ne trovo. No, ma non è, il problema non è che non ne trovo tu. Io non biasimo la gente che non mi voleva. Io capisco pure perché allo guardamori che va, però era bravina, dice la verità. Pensa che quel disco l'ho arrangiato io. Ma quella è una cosa. Io facevo il nuttato a basso box, mio padre metteva la macchina in tasto box e tenevano un computerino con i floppy disk, l'Atari 1040, ti sto parlando del 90. Primo disco. Il primo disco. E allora che c'entra? A 11 anni. Pino Fontana che faceva? No, poi andai a registrare, non avevo uno studio, avevo un computer base. Poi andai a registrare a Marano dove trovai... Immagino la faccia e le orecchie di Pino Fontana quando ascoltò quel materiale. Poi lo interroghiamo. Poi lo interroghiamo. Bene, insomma, poi arriva il secondo disco, arriva la grande attenzione, no? Là iniziai a essere un po' più... allora, dimmi la verità. Marcungiano Pucurillo. Ecco, allora, poi riuscisti a dimagrire? Sì, no. Io ho avuto sai che io ho avuto ma io ho un pessimo rapporto col mio corpo. Pessimo. Cioè? Io non c'è mai una volta che attento perché entriamo in una sfera difficile. No, io parlo di me stesso. Posso anche essere autolesionista. Ma tu sei un'icona per molti, quindi ti pregherei di stare attento. Non ci sta mai una mattina che dico vi vorrei. Cioè, c'ho sempre un difetto da trovarmi. Okay. Sempre. Ma questo in studio di registrazione, quando senti voce registrata. Cioè, non pensare che Fiorellino è uno che dice i sacci cantare. Zero proprio. No, ma io questo lo so. Io sono il primo che sente cose mie e dico, oh Franz, hai fatto niente, no, ma questo meno male. Perché mi autodirigo. È meno male. Però io intendevo fisicamente. E fisicamente faccio la stessa cosa. Anche oggi? Tenga panza. Tiena panza. Non si riesce a luare. Mia moglie c'ha laser, siringhe, pazienza. Ma non funziona quello a me. Invece devo dirti la verità. Devo dirti la verità. Muoio finto magro. Ha finto magro? Perché sì, ho molti in estetismo. Io devo dirti la verità che ti trovo molto bello. Noi ci siamo incontrati la prima volta in un'intervista radiofonica, tu eri più giovane, anche io. Devo dire. Io ero più chiatta però, perché poi la chiattezza me la sono portata avanti per tanti anni rispetto a te. E io ti ho sempre trovato molto, molto piacevole nell'aspetto. Ma io ti ringrazio, posso raccontarti... faccio una grande fatica per arrivare a questo tuo giudizio. Non so se possa far bene alla tua autostima, voglio raccontare una roba da feticista, ok? Una cosa che ricordo di quell'intervista che facemmo è che tu ti presentasti in radio con dei sandali e io notai, poiché io ritengo che i sandali li possano mettere solo quelli che hanno la grazia e la fortuna di avere dei piedi belli, attenzione perché noi lo stile è fatto di particolari, certo. Cioè se tu hai un piede orribile, mo per quanto il sandalo ti possa piacere, ma tu dopo mettere... Invece tu notai che tu avevi dei piedi meravigliosi. Allora noi parliamo e così Melania? Allora avevo ragione. Ma quella mi ama, mica lo dice. No, vabbè, no, che significa? È un fatto oggettivo? Almeno oggettivo. Una cosa tengo. Tutto a posto, andiamo avanti. Era soltanto... Allora, scusate, Fiorellino ha dei bellissimi piedi. Grazie. Andiamo avanti. Allora, quindi arriva l'attenzione... Arriva il 97, cambio un po' io mentalmente esco con un disco fortissimo, e metto porto. Perché nel gergo nostro... musicale si dice mette porto, cioè ha successo. Ecco, ha successo. E non è finita qua, perché iniziano i primi problemi. E cioè quali sono? Dopo il 97 io ci ho messo 2 anni per avere successo, non volevo nessuno più. Allora, io ho avuto un anno di successo e una vita per fare successo nata avuto. Cioè, il 98 nessuno se ne è accorto, ma è uscito un mio disco
Voi la conoscete? C'è un po' di gente. Quando ti sposi, la conoscete? C'è solamente una... Poi c'è sta una canzone che si chiama Vita, la conoscete? Ok. È un disco uscito 10 mesi dopo, che si chiamava Dolce Pulcino. E purtroppo questo disco non ha messo posto. Però io uno che chiamano disco Dolce Pulcino, Fiorelli, no, cioè, Dolce era Pulcino. Un pezzo che mi fece Franco Ricciardi. Ma con tutto rispetto, Franco, ma che fa Dolce Pulcino? Era il titolo più bello. Com'è il disco più E bello? tutto disco, era il titolo più bello. Fermati, hashtag, allora momento, hashtag Dolce Pulcino, o se preferite, Riccià, ma come ti è venuto in capo? Ecco, poi scegliete voi l'hashtag che preferite. Allora, praticamente... Dolce Pulcino, non ne so niente, è uscito per un'etichetta, cioè è uscito... Uscito per... Chi l'ha fatto quel disco? Mea Sound? No, Mea Sound. La Zeus non ce l'ha, ne sono convinto. No, Mea, se non o è... la OP? No, era Mea. Era non vorrei sbagliare, Dai, era Mea. Allora chiamerò Tanio, viremo procurare Dolce Pulcino, perché mo' ho già capito, che c'è Steve in sto Dolce Pulcino? No, ma c'erano pure, per esempio, poi allora, il primo disco mi affidai a degli ottimi autori. Sì. Subito dopo mi mondai a capo e volete fatto così. L'unica cosa che potevo fare erano gli arrangiamenti e chi l'era continuò a fare. Invece, bella e buono, volevo scrivere i testi e cose. E mi ha capitato. Che poi questo montamento di capa come la panna poi entrò anche nella tua vita privata, cioè tu a quanti metri da terra camminavi? No, io ho camminato in certi momenti tanti metri da terra. Infatti sono caduto e mi ha rotto la capa pesante proprio. Tutte le volte che mi sono alzato, che era sempre in età, insomma, giovane, sì. Tutte quelle volte mi sono rotto la capa un sacco di volte. Ecco. E quegli errori là sono i frutti che ho raccolto. Bene, allora scusate un attimo, voglio aprire una parentesi, ve lo racconto sempre, alla radio, ovunque dove lavoro davanti a tutte le telecamere, dico sempre che la parola umiltà è una parola abusatissima ma poco praticata, perché tutti tengono quest'umiltà muc, ma in realtà vi assicuro, ma non solo nell'ambiente della musica napoletana, ma nell'ambiente della musica in generale, l'umiltà proprio in fatta è la grande assente. Ecco, questo se io dovessi spiegare l'umiltà in poche parole, molto portasse a rete a me ogni momento. Anzi, se Gianluca Allotta poi mi fa un file e mi registra questa roba, vuoi ripetere? Allora, io ho camminato a quanti metri da terra? Tutte le volte che ho camminato a tanti metri da terra, Posso carut? E mi ha rotto la capa. Questa è. Allora, il riconoscere di aver fatto delle stronzate, perché per un ragazzo molto giovane, oppure quando all'improvviso tu hai sperato di avere successo per tutta la vita e all'improvviso ti arriva il successo per esempio a 30 anni, a 40 anni, per da capa, ok? Tu cioè fai e dici delle cose perché non sei più lucido, perché in realtà non sai controllare quell'avvento, quell'avvenimento, quella cosa che sta succedendo nella tua vita. E se ti capita a 30 anni? Pensa se ti capita a 18, a 17. Se ti capita a 18 ancora peggio, ma il problema è che quando il successo ti raggiunge così all'improvviso e tu l'hai sperato l'hai desiderato per tutta la vita e ti raggiunge anche in maniera meritata, tu perda capa. Ora, nel momento in cui sei fuori di testa e fai delle stronzate, la parola umiltà non ci azzecca proprio a niente. Ma io se posso dire la mia... di niente. Se posso dire la mia sull'umiltà, la mia rovina all'inizio della mia carriera, sai qual è stata? Che tutti dicevano che io ero un prodigio, ero bravissimo al pianoforte. Dopo 30 anni che suono pianoforte, e se sento quello che facevo prima, io suonavo meglio prima, io suonavo meglio a 15 anni che adesso, perché a 15 anni ero un culturista, ero uno che pigliava i pesi tutti i giorni, quindi studiavo 7 ore al giorno e facevo paura. Pensi che io per un momento, esiste una partitura, un pezzo che si chiama Volo del Calabrone, che simula questo ronzio del Calabrone. In questo momento mi ricordi Pippo Baudo, prego, andiamo. E si fa 100.000 all'ora, è velocissimo. Per farlo, poiché sono tutti semidoni vicini, la mano deve stare molto raggruppata. Se ti muovi male e non è equilibrata la mano, tu ti fa male a capo, perché è proprio un esercizio, un pezzo che poi alla fine fugge da esercizio, complicatissimo, perché è velocissimo e ogni piccolo errore lo senti. Talmente che ero psicopatico quando studiavo lo strumento, io usavo una, come si chiamano quelle là gialle, quelle matite gialle e nere? Vabbè, una matita, gialle e nere. La mettevo così, di traverso sul polso. E tanto facevo l'esercizio, come dicevi, quando che la cosa per tutta la partitura non arriva. Ma le dita, cioè si muovono a 3.000 all'ora per fare quello Calabrone. C'è sta alla sinistra perché
non sono, diciamo, non sono molto bravo come alla destra, no? C'ho un po' una cosa, perché noi non siamo ambidestro, no? Abbiamo sempre una parte del cervello che funziona di più. Ok. Io so destra e quindi a destra, insomma, viaggia di più. Che la cosa là mi faceva sciambazzì. E da quel momento in poi, ma su tutte cose che mi studiavo io solo, ho iniziato a studiare il pianoforte, lo aprivo, iniziavo a capire la corda, come suonava, se vibrava qua, se gli armonici erano là. Tutte queste nozioni poi le ho sviluppate sulla chitarra. Padre mi suonava la chitarra, teneva le custodie, io aprivo queste custodie e avevo queste chitarre che compravo. Non sapevo l'accordatura, la scala, non la conoscevo, perché però conoscevo il pianoforte. Allora pigliavo a nota in coppa la chitarra, la mettevo in coppa il piano, confrontavo e da lì mi tiravo quali erano gli accordi, le cose, perché è totalmente diversa la scala tra chitarra e pianoforte. Non nessuno mi ha imparato a suonare la chitarra, zero. Manca la minuta. In qualche modo sei stato un Ho prodigio. imparato da solo, no, perché prodigio? Perché pianisticamente oggi mi accorgo che all'epoca veramente ero bravo. Cioè quando tenevo 10, 12, 14 anni, quando i professori d'orchestra si alzavano, perché io ci ho fatto i matrimoni con un'orchestra di Marano, a dove veniva ancora il grande Mario Trevi, a dove veniva Gianni Sac, a rapevano i cascettelli, tenevano una partitura e a leggere. Cioè a mettere la partitura annanzi a fa Peppino Bria, fi canzone di Giacca, ecco. Leggi a prima vista. E tu suonavi e il tenevo pianoforte? 13 anni e facevo quello. E li accompagnavi al Io piano? accompagnavo tutti i cantanti che era accompagnato. Ah, non lo sapevo. Quindi, diciamo, tutto questo territorio musicale che ho battuto, tu al momento lo vedi come se fossi il pilota del più grande aereo. In realtà sei solo uno bravo che studia tantissimo. E se non ti sei accorto, fra 10 anni paghi tutto quello che stai facendo di buono, perché non tutti sono bravi come te, manco quelli di 50 anni hanno questa facilità a fare queste cose e vanno in freve. Quindi devi fare un passo indietro. Quindi quando tu sai di saper fare una cosa, non la fa, perché è troppa la gente che non la sa fare e offenderesti gli altri che invece su 30 anni che volessero fare. È chiaro? Lo fai quando è il momento giusto. Lì... Questa è l'umiltà, scusate, questa è, e anche questa è l'umiltà. Andiamo avanti. Lì ho fatto l'errore di crescere da solo. Sì. Perché sono stati che volutamente managgia fiuta in dei bracci della famiglia mia e sono diventato uno scugnizzo e me ne sono chiuso per mezza strada a crescere solo io. Che per un lato mi ha premiato perché oggi se so parlare in italiano e mettere due verbi assieme è semplicemente per le esperienze che ho avuto. Okay. Perché a scuola non c'è. Terza media, non ci fatto manco a tempo imparare un verbo che me l'hai ricordato. Sì. In realtà poi un minimo di cultura, se ce l'ho appresa dalla strada veramente e dai contatti con le persone più importanti di me che ho avuto, ecco, che mi hanno insegnato a crescere. Allora, senti, stiamo per arrivare al momento che in qualche modo ci hai già anticipato, cioè saglia, poi all'improvviso cadi. Però prima di questo, a parte... Stasera ti racconto un aneddoto che tu non conosci o meglio, non so se te l'ho raccontato. Andiamo piano. Sicuro a loro non l'ho mai raccontato. Ma stiamo qua fino alla una, abbiamo tutto il tempo. Soltanto una cosa, prima di fare io un'anticipazione musicale, ecco, tua, un'anticipazione rispetto al periodo della decadence. Ti ricorda la prima innamorata? La tua prima innamorata? Ah, la prima innamorata, mi pensava la canzone, la prima innamorata. No, la prima innamorata. Si faceva in mente locale, no? La prima innamorata mia. La prima innamorata, la ricordo? Senti, io mi ricordo che non era proprio una innamorata. Però era... Che hai detto? Che vuol dire non era proprio... Cioè non è che mi ci fidanzai proprio seriamente. Ah, ok. Però che stavo a Gione teneva un sacco di anni più di me. Perché poi ho avuto anche questa, non so se che problema un sacco di anni più di te? O vantaggio nella mia vita, sono capitato in un sacco di storie nella pratica tu avevi quanti anni? Ero piccino, tenevo 14-15 anni. Cose e lei quanti anni aveva? Qualcuno in più, non puoi dire, se no mi pare veramente uno che non stai buono che c'è Però sono state sempre un po' avanti. Ma 25? Ma sai perché? Io ascevo che... Scusami, Gianni, 25, 26, siamo nel... no, 25, 29, mi pare, 23. Però sono sempre tante per un 15 anni. Un ragazzo signore ride, perché il signore si teneva a dote e non sapete, Scusa, allora 22, 24. No, volevo sapere se c'è una voce... Tu hai fatto soffrire molte donne, però. No, però... Cioè, nel senso che tu sei stato... voce popola, ok?
cose sentite, cose che hai fatto soffrire molte donne, perché pare che tu sia stato molto infedele. Sempre, no? Molto infedele. Perché? Perché non ho avuto... Non lo so, questa cosa io non sai che non so. Nessuno mai mi ha chiesto perché sono stato così infedele nella mia vita. Scusami, ma certo, perché sto pensando, potrebbe anche essere un turbamento infantile. Scusa, al massimo avrebbero potuto le donne con le quali sei stata una volta. Ma a me dispiace, attenzione. Allora, per me, sentire dire a un uomo che le tengono sacchi femmine, ma per me è un scuorno. Partimmo da terra arena. Cioè? Allora, che vuol dire? Perché c'è l'opinione si divide in due. Sì. Non so che femmina è un femminaiolo, è forte, è frate a me. Non te ne manca una femmina? Allah è fedele, è un baccatore. È un baccatore. Ferma un attimo. Hashtag è un baccatore. Io non sono, cioè, per me è una cosa, l'infedeltà non è amore, non è amare. L'infedeltà è punto. Ora, perché sei infedele? Perché stai con uno e vai con un altro. È tutto a posto. Non è condivisibile, per me non ha senso. Ecco. È un errore Quando che io ho commesso 3.000 volte. Ma quando tu lo sei stato, che succedeva? In automatico? Cioè, come se aprire il rubinetto... No, mi all'inizio pigliava capata e gli annanzi per un mese, 2 mesi, 3 mesi. Poi veniva meno, fino a trovare la distrazione e veniva che la da parte. Senza comunicarglielo? No, no, ma tu come ci fai assai per comunicare? Cioè, però che là, mentre erano passati i 3 mesi, o probabilmente si era potuta, che ne so... Innamorare. Vabbè, innamorare. Attaccare, infatuare, che ne so, insomma... Innamorare. Innamorare perché è capitato. Cioè innamorare, perché la gente si innamora. E quindi là nasceva Bagarì, perché poco... bene, certo. Senti, e ti sei mai ritrovato in scene da videoclip, per esempio, girati da Gianluca Allotta o da tutti i registi vintage di questa... perché tu sai che a Napoli, sulla storia degli amanti, ne abbiamo già parlato tante volte alla radio, no? Che bella e buona, rapano sti porter, in deulietto, cunate, quati 3, quati 4, l'amante in da cucina, l'amante in do bagno, l'amante in da macchina, t'aspetta sotto a casa, vieni scendere l'ambressa. Ecco, a me nascosto tu un amante da qualche parte? Ti hanno mai trovato nel letto con un'altra? Ma in modo di pure non mi chi mi ha trovato, però. No. Allora, poiché a me non fa piacere di dire che sono stato... Non ci possiamo beccare querele, non voglio sapere, non voglio che tu mi dia la carta d'identità, voglio che tu mi dica se sei stato beccato nel letto con un'altra. Sì, io sono stato beccato nel letto a casa mia poi, però sono situazioni... E sei stato contento? Contento, sono una persona per bene, Ettore. Senza offesa a chi ci senti, cioè, insomma, non quando io hashtag sono una persona per bene. E un po' dicere forte, frate, come un po' dicere forte te. Quando io arreco un danno a un'altra persona sto male, perché non sono tagliato per fare guai. Solo che io... Però, vivevo a Roma. Vivevi a Roma. Innanzitutto vivevo in una zona di Roma molto bella. Ok. E vivevo là, tutto a posto, solo perché ci stava una persona vicina a me, ma stava solo sempre in capo a me. Come da già fa capire, dovrei far parlare con 2 o 3 amici miei che conoscono la verità. Però lei era lì. E chi si cade, ti raccontano, che non lascia alzare su. A nessuno? Ma allora, proprio non guardavo, manca nazionalità, però poi mi fa tutte le analisi. Sì, un attimo, voglio sapere. Scusa. È più negli ultimi tempi che avessi potuto malattie, no? Scusate, gruppo familiare, volevo sapere se ti dicevano di sì, nel senso... Ma senza offese ne venuti facili, mi hanno detto a Sanremo, cose. Ah, quindi eri bello quando... Quindi te lo dici che eri bello? Ma ero sbarbato, ero spensierato, vivevo in 2 città... Allora, prima ti ho lanciato la provocazione del fatto... Però mi è capitato veramente, allora ve la racconto come se vedi dei film. A Safati, siamo arrivati. Ma è un dato di fatto, non farò mai il nome perché non esiste... No, ma non lo devi fare. Però c'è stata una situazione... Certo. E che mi ha messo in una bruttissima condizione. Che là, insomma, io stavo con questa vaglione, però poi mi piaceva che là non dovete mai fare le sorprese ai vostri partner, perché quando fate le sorprese poi vi dovete assumere responsabilità. Sì. E a così è successo a me, che là la porta che si conta chiave è venuto lui universale. Come un videoclip di Gianluca Allotta. Io, insomma. A che la vaglione che stavo con me, sì, la facetta accompagnare a questa stazione. Così avete modo di parlare durante il tragitto, cioè, che non so niente, poi mi chiama e dice adesso se ne andate, vieni a pigliare. Io sono andato un'altra volta,
l'ho ripresa, però che la notte là me ne già avuta fuori, sono scappato da quella casa, e lo dicono i contratti d'affitto che ho avuto, e sono andato a trovare una casa, pensa, ho trovato quasi un seminterrato, umido, chi ne scarafone, perché me ne va fuori e sono andato a Formello. Queste erano tipo quelle case, come si chiamano? Quelle case recuperate, secondo me era mezza abusiva. E sono stato là per 1 anno e mezzo, per me ne fui, a mesi pacchi, per me ne fui, E così poi piano piano ho chiuso quella casa, ho fatto il trasopra, la prima sera, mi è andata a casa, pigliai i soldi, pagai, stasera devo cambiare casa. E così è stato. Poi, contrariamente vogliono a Roma, mi fidanzai con questa ragazza, che era più grande di me, aveva 3 figli, un burdello, però era separata tranquillamente, quindi non... E poi è venuto pure là, una tarantella che non finiva mai. Una volta alloggiata mi è capitato che è venuto un marito e uno vicino. Alloggiata, un posto a caso? Ma lei è beautiful, lo frate, che ci poteva fare? Lei è beautiful, così si vede. Allora a Roma c'è sta Olgiata, Camilluccia, Coccato Paese, che hanno girato Beautiful e continuano a girare. Quindi qualche altro quartiere, Città Paese. Comunque una mattina mi chiama il marito di questi sul telefonino e dice, giuro su bene mio figlio, non sto scherzando. Che ti dice il marito? Io voglio sapere se stai con mia moglie. Scetti no, è troppo ambresse, questo fu a risposta. Ma uno che ti chiama e dice voglio sapere se stai con mia moglie. Dice tu sei fulminato, frate, perché se ho un minimo di dubbio su di te, o no? E faccio diversamente per capire, non è che chiamate, cosa mi puoi mai dire, l'acqua io, l'acqua con me? Certo. Quindi, però poi morale della fama, mi sono visto con sto signore, mi sono pure visto, che era anche un uomo un militare arruolato in una forze delle ordini importanti. Siete diventati amici? No, che amiche che. No. 5 minuti, la dicevi, ha paura ancora perché chi si poteva sparare, perché sapeva che questo teneva pistole e cose, ovviamente era un militare di un'arma particolare, di un corpo particolare, e comunque questo non mi faceva troppo niente. Prendemmo un aperitivo, tranquillo, grazie a Dio. Lui mi disse, mi dice una cosa, io a moglie pigliatelo, però te erano figli, te accollate te guai, perché già con questo non ci sto più, cioè ti siete ma a me. All'epoca ragionava ancora. Lei mi ha messo nei figli e non sa niente, non ci abbiamo mai visto, arrivederci e grazie. E da quel momento in poi, perché poi in quel momento ho capito che Cristiano voleva semplicemente l'ultima conferma per chiudere con la moglie. Ecco, probabilmente sei vicini con già. Ma sei fantastico, voglio dire una cosa. Cioè, che stai? Scusami, innanzitutto l'hashtag, come ha detto quando ti chiamo al telefono, no, questo è troppo comune. Voglio sapere se sai come Germa. Hashtag, che un po' voglio parlare con te, insomma, è l'altra faccia di voglio parlare con te. Ma che mi stai rimane creatura? Però hai chiuso il cerchio, perché quando prima ti ho lanciato la provocazione... Ma non tieni da sta seggi. No, vabbè. Quando prima ti ho lanciato, mi ascoltate, il gruppo familiare, vi chiedo scusa, quando prima ti ho lanciato la provocazione, quando lei ti ha trovato a letto con un'altra, tu eri contento, perché intendevo dire che ci sono molte situazioni dove molti uomini, nell'essere sgamati, sono contenti perché se levano a misa e botta, l'ho detto prima, sai e basta. Prima. Ok. Allora, io di arrecare danno a persone che non mi hanno fatto male, sinceramente non mi viene... Ma pure perché... Io veramente non mi impegnavo seriamente. Bene. Poi tu danno amore e io cerco di dirtelo con le buone. Allora, Roberto, abbiamo superato la mezzanotte? È 10. Allora posso affrontare, adesso è 10? Bene, velocemente, ma visto tutte queste donne, tutta questa roba, tutto un castre, cosa, quindi io suppongo che tu sessualmente abbia una lunga durata? Di che? Io sono quasi per morire. Che la mi ha atterrata a me, Annarella, mi fa ritirare giù a casa. Allora, adesso stiamo per arrivare... Annarella, spiego, c'è si ma confondere qua, femminati. Annarella sarebbe la mia agente, che quando andiamo in giro io intendevo dire prima, perché Annarella... Mi dà un bel da fare con la lavoro. Annarella Sapim, Crudelia, però intendo dire, prima che arrivasse Annarella, avevi una lunga durata? Ma... Cioè, una lunga durata, non mi far dire proprio, insomma siamo in diretta, non si sa mai, a casa il bimbo accende la televisione per caso. Ma tu hai visto che lo figlio mi come bello? Ok, allora, prima di arrivare alla... Ma là, cioè, hai visto moglie come bello senza offesa alle presenti, E che c'entra con la tua durata? Essa è bella a prescindere. Io non so che vita ha avuto fino di me, sicuramente ha avuto una vita nella latrina, me, però insomma con me la vedo sorridente. Diciamo, mi fa brutte figure. Prima del periodo Decadence, facciamo un'anticipazione musicale, cioè un pezzo che invece poi
è arrivato dopo la decadence. E quindi volevo chiedere ad Antonio... la decadenza. Ecco, volevo chiedere ad Antonio di mettermi un po' di Parlami te, perché trovo che quello... appunto, l'ho detto. Allora non capisce quando parla. Non so perché ho capito prima. Scusami, ho capito. Antonio, sbagliato. vuoi agevolare? Anche i ricchi piangono. Anche i ricchi piangono. Ma sì bello questo sfondare No, la guarda, confidence. sono veramente... Vedi che l'ho depositato in SIAE, come... della serie non ci può fare niente, perché se ti venisse in testa di usarlo... Tu pigli la conferenza. Allora, non ti pigli la conferenza. Solanna ci può fare una trasmissione. Ho detto parlami e te. Se non è possibile parlami te, mettitemi voglia parlare con te. Che più o meno, insomma, sono due pezzi. Molto bene, allora ve l'ho raccontato un sacco di volte, questa è la musica che noi facciamo a Napoli, questa è la musica che noi ascoltiamo a Napoli, chiamatela come vi pare, questa è la musica popolare napoletana, questa è la nuova musica napoletana, questa è la musica di un artista che ormai ha capito, è consapevole che i napoletani, ma tutto il mondo, perché in realtà queste sono canzoni che poi in maniera assolutamente inaspettata fanno il giro del mondo, perché sono bellissime, perché hanno dentro tantissima anima, perché hanno dentro una verità. E purtroppo io ho sempre raccontato ad un sacco di gente che il talento c'ha un po' di cazzimma, cioè quando tu nel talento c'hai Napoli e tu non è che te ne puoi fuia a coppi mazza, Napoli a canta Napoli, cioè non puoi cantare un'altra roba, per cui tentativi in italiano non ti portano assolutamente da nessuna parte, anche se... Voglio dire, hai delle vetrine come Sanremo o altre vetrine importanti. Poi semmai lanci una canzone come questa, no? Senza tutte le grandi promozioni, senza tutte le grandi vetrine, e una canzone come questa fa un giro rumun, perché ci sta la verità, perché ci sta noi a rint. Questa è la verità, e questo lo dico da anni, mi auguro che tu hai capito e sono contento. La verità è che però voglio parlare con te, Baudo a Sanremo non me l'avrebbe mai fatto. No, ma che c'entra? Non c'entra niente, ma infatti certo che non... Ma che c'è la verità è che in Italia c'è un problema di fondo in Italia. Ma io sono convinto che ci sono un sacco di italiani che vanno a impazzire questa canzone. Cioè, ci sono tanti cittadini del mondo che conoscono questa, come conoscono Interno 23, come conoscono Parlami te. Sai che Cre. Il problema della musica napoletana non sono né, italiana non sono né i cantanti né gli autori, perché ci stanno ancora dei grandi autori, sono i discografici. Ma lo dico con molto rammarico, perché la discografia dovrebbe essere come la vecchia RCA, quando tenevo studio, la EMI, e ti facevano le selezioni, capivano se potevi essere un potenziale artista da primo in classifica, diciamo. Questi produttori discografici di una volta non esistono più. No. Forse uno dei superstiti di quella generazione sono riuscito a beccarlo in tempo io. E perciò ho fatto tante cose, perché io non so chiudi a Sanremo. Come si chiamava? Si chiama Rolando D'Angeli. Okay. Fa parte di quella schiera di tale scout, di grandi produttori che hanno scoperto da Bobby Solo fino alla Pausini, passando da Giorgia, Dino Vita l'ha scoperto Vasco Rossi, Zucchero. Certo. Cioè questi qua, di tutto quello che si possa dire, sono dei grandi personaggi che hanno imparato a fare la musica e l'hanno dettata negli anni, ma non hanno pigliato mai cantante nella latrina. Sono stati sempre bravi cantanti. Ciò significa che ci capivano e lavoravano attorno al progetto. Oggi, sai com'è? Oggi fai un provino, è uscito, che ne so, una Amici, Forte, lo copi, lo scimmiotti e mandi il provino alla casa discografica attraverso un tuo parente a Milano. Chi le dice sì, vieni, 6 mesi, proviamo 6 mesi cosa succede. Facciamo il classico Fra 6 mesi te ne torna a fuoco pizzaiolo. E te ne torna a fuoco pizzaiolo. E allora questo è il dramma. dramma. Solo che io, permettimi, con tutto il rispetto per i pizzaioli, che in certi momenti della vita, se io avessi potuto scegliere il pizzaiolo, lo sapevo fare, l'avrei scelto volentieri, credetemi. Sai che... Avrei evitato di vedere tante cagate davanti agli occhi miei, che a me bastavano. I pizzaioli sono ricercati in ogni parte del mondo, come è giusto che sia. Infatti è una delle nuove professioni sempre up. Però io intendevo prima dire un'altra cosa, che quello che tu dici sulla musica italiana in generale, sulla musica mondiale in generale va benissimo, non ci sono più i produttori, non c'è più l'RCA, non si vendono più i dischi come si vendevano un tempo, sono cambiate tantissime cose. Io però intendo dire un'altra cosa, che ci sono città come questa, come la nostra,
dalla quale partono un sacco di canzoni meravigliose, ok? Che probabilmente in certe parti d'Italia o in certe parti d'Italia hanno il limite della lingua, perché semmai tu non ti attacchi subito alla canzone perché non capisci immediatamente il testo. Ma questo non vuol dire niente, cioè comunque partono dei pezzi e delle canzoni di grande dignità che in maniera veramente insospettabile fanno il giro del mondo, perché sono delle gran belle canzoni. Cioè noi facciamo musica... Hanno il problema non della lingua, e cioè che del problema? linguaggio. Della lingua, del No, linguaggio. del linguaggio, perché ok, noi, sì, perché semmai noi usiamo delle espressioni per dire dei concetti. Non fuori, ok. perché i pezzi napoletani belli li seguono ovunque. Però voglia parlare con te, non ha nessun problema di espressioni. Ma lo dimostra, c'è 7-8 milioni di cose, di visualizzazioni. Però chiaramente voglia parlare con te ha problemi ad entrare a Sanremo, perché a Sanremo non ci entrano testi con lingue, con dialetti provenienti da ogni parte d'Italia. Non ci entrano dialetti di parte. Parliamo in Napoli, probabilmente io ne ho fatti 2 di Sanremo e sono stato tantissimi anni in quel giro. E tu ma cantavi in ho italiano? Sentito, no, sicuramente. Ho sentito perché il problema di noi napoletani, sai qual è? Io forse sono il primo che ha questo problema, non lo dimostro, non ho molto interesse a farlo, però potrebbe essere che lo tengo pure io. Se tu vai a fare una cosa a Rai 1 e tu sei Ettore Petralori, io ti devo una grande stima. Cioè per me tu potresti condurre tranquillamente ogni calderone, ogni format, ogni cosa che farai, media, sei tranquillamente per 5 ore. Perché nulla da invidiare né tu a loro né loro a te. Ok, tutto a posto. Sei a quello. No, ma io così la penso, perché non ti sviolino inutilmente. Però se tu fai una cosa bella, io so di non essere bravo quanto te, non mi posso cimentare in quella cosa. Io questa preparazione non la tengo. E per non tenere manco l'umiltà e dice non posso fare. È inutile che trovi scamotage, prova a capire se quello conosce l'altro, che l'altro ha conosciuto l'altro, perché per chi lo contesta una volta hanno mangiato assieme, forse potremmo arrivare qui. Tutto questo ingiarmare continuo porta solo alla distruzione di chi invece può rappresentare, come si faceva una volta, questa musica da questa città su grandi spazi, perché di noi hanno paura. Il dramma è che da Roma in su, nella musica parlo, hanno paura dai primi discografici fino agli ultimi. Hanno paura dell'ambiente Napoli. No, musica, io parlo di ambiente musicale, perché per le altre paure non sono io dato a dire quali sono i problemi di Napoli, non sto manco all'altezza. Nel senso che dicevi che certi napoletani sono troppo bravi, rompono... No. Hanno paura di noi, no? Perché noi siamo più bravi e loro ci impossessiamo del mondo. No, mi sono spiegato male. Tenen paura di avere a che fare con noi. Ecco, allora avevo perché noi non abbiamo spesso l'atteggiamento di chiedere una cosa ma la vogliamo. Non abbiamo regole. No, è diverso. Io pure qualche volta ci ho chiesto, cioè qualche volta non ho chiesto, volevo, ma sai perché sono chiuso da Marzullo? Semplicemente perché il mio agente era Lele Mora. Si mettette a telefono e dice c'è un artista che devo promozionare, lo fammi venire, come si chiama? Gianni Fiorino, non so, però fammi venire. Così disse Marzullo? Sottovoce. Non lo saccio. Perché questo ti dimostra che per fare delle cose devi essere inserito in un circuito che non è Napoli. Capito? Quindi perché io mi travasai? Perché mi trasformai? Perché iniziai a parlare la E-congiunzione E non è a E con l'accento E e non è E? Perché per avere a che fare con delle persone devi non omologarti, ma insomma, ma se tu vai in America a vivere, puoi mai parlare francese, a parlare inglese, americano, se non ti capisci ne fanno finta di non ti capire, perché gli inglesi in America fanno fatica a parlare. Perché gli inglesi parlano l'inglese, loro tengono slang, ma se tu vuoi vivere un tuo Bronx là, gli ha parlato con me. Permettimi, però questo ti toglie un po' di verità, tant'è. Sì, perché se tu cerchi di diventare una cosa che non sei, chiaramente perdi una cifra di verità. No, tu ti giochi un'occasione, che chiunque nella vita deve giocarsela. Non è un gratta e vinci che ti mette solo soldi, è un'operazione che ti è arrivata sulle spalle. Ho capito. Tu sai perché sono chiuso a Sanremo? Perché mi ha spiccicato con Nino D'Angelo una sera. Ecco, e vedi, guarda, sembra quasi che tu mi legga nel pensiero, perché poi ci sono 2 napoletani... Che stimo e voglio bene, Ci sono 2 napoletani
che del loro essere napoletani poi ne hanno fatto la forza in Italia, e sono Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio. Io non ho mai sentito Gigi D'Alessio parlare in dizione, per grazia di Dio, e manco Nino D'Angelo. Ma loro non hanno mai fatto musica italiana. La musica italiana è quella che fa Ramazzotti, la Pausini, Antonacci, Vasco Rossi. Certo. Perché nasce pensata da uno che fa chillo tipo di musica. Certo. Noi pensiamo... Per scrivere in italiano lo devi praticare l'italiano, devi pensare in italiano. Devi vivere nell'italiano. Devi pensare in italiano. Io oggi ho difficoltà... Ho perso il suono italiano. Quindi però, e l'ho imbastardito. Nino D'Angelo non ha mai cantato in italiano, per grazia di Dio. Ma no, perché quello è così. No, io sono contento perché 1000 anni alla sua musica. Avrebbe ha scritto certe canzoni pazzesche. Avrebbe smesso di regalarci dei gioielli preziosissimi. Gigi D'Alessio credo che abbia tradotto molto, attraverso D'Agostino, dal napoletano all'italiano. Ma loro lo ammettono. Lo so. Cioè non è che loro dicono, no, noi abbiamo voluto fare un progetto, cazzo. Appunto, è per questo però dico... Loro dicono... Noi abbiamo scritto i testi che facevamo sotto la galleria Zeus, e li abbiamo almeno tradotti. Loro dicono, io non ho il piacere di avere dei contatti con D'Alessio come li ho con mio suocero ovviamente. Sì. Da così mi ha raccontato. Però se hai un minimo di dimestichezza con la parola italiana, con la lingua italiana, tu che dunque la stessa sensazione che ti rendo conto, tutto a posto. E hanno avuto ragione. Di più. Ecco, allora devo dire una cosa. Quella non è una scuola però, non è una scuola di pensiero, quello è un caso che è diverso. Ok. Perché musica italiana è una cosa che comprende composizioni, sonorità e linguaggio. Musica napoletana è una cosa. Metti un disco mio e metti un disco di Antonacci e c'è sta la prima differenza sulle sonorità. Perché noi suoniamo ancora certe cose in un certo modo e loro le eliminano. Per quanto riguarda per esempio la lingua, sono diversi gli accenti, sono diverse tante cose. Il modo di mettere le virgole, i punti, attraverso, per chi canta, non so come si dica, insomma, un cantante italiano che pratica la lingua italiana non canterà mai come chi nella vita parla solo napolitana. Ma è fuori dubbio. Basta, chiudiamo. Ma questo problema ce l'hai pure a scuola quando vai a studiare la mattina. Sicuramente. Leggi in italiano. Ma è quella roba che si dice da sempre, per parlare bene l'inglese devi pensare in inglese. Ok, allora detto questo... Chiuso sto capitolo, io preferisco i dischi di D'Alessio 1 miliardo di volte a centinaia di migliaia di dischi italiani che sono usciti. No, centinaia, di migliaia. Ma questo non c'entra niente, questo poi entra... Perché aspetta un attimo, vabbè che stanno in un linguaggio preciso. Sì. Ed è giusto perché... è perfetto con lo stile dell'artista quel linguaggio, ma è vero pure che sono superiore a chi fa i dischi plastica, che si danno camerina a Bergamo, non respirano, non vedono, non c'è dubbio. Non mi fa ricirare di cose che non fanno a sera, non si imbriacano. Non c'è dubbio. Non respirano i dischi, no? Non c'è plastica e metti in tassi in macchina ma infatti non fanno successo, cioè infatti non succede niente. Meglio avere un bacino d'utenza ampio, ben limitato a un certo tipo di gusto, ma tiene. Tienen un negozio, Philip Lane, non vende per quelli raffinati che vogliono vestire Valentino. Philip Lane veste per chi lì là Philip Lane. Cioè non esiste uno stilista, a parte Armani, che ha attraversato la storia della moda con tutti quanti. Perché pure Versace ha avuto un momento che non soccattava più nessuno e oggi si riportano le camicie del 90 di Versace che veniva Barbara sotto la galleria e si metteva Mauro Nardi, si metteva Franco Baldi, si metteva tutti chi si ca. Poi sono stati 20 anni di pausa e sono asciutto mo'. Me l'ero scordato. Tu vedi Mauro Nardi in moto. Quei giubbini che si portano mo', i Mauro Nardi 85. Visto che attraverso la tua pagina, siamo veramente attraverso la pagina tua Facebook, siamo in ogni parte del mondo, Donatella Versace, se ci stai guardando, cerca di rintracciare Mauro Nardi, perché credo che nell'armadio abbia un sacco di camicie veramente vintage. Dico a Donatella Versace, se rintraccia Mauro Nardi, stava parlando attraverso Facebook. Oggi a Napoli venderebbe tantissimo. Mauro Nardi mette in vendita l'abbigliamento su anni 90, si arricchisce. Allora, qualora Donatella Versace avesse perso qualche camicia e te ne Mauro Nardi. Ecco, Mauro Nardi, per esempio, stiamo parlando di un amico mio. Ma arriviamo alla decadence. Voglio dire una cosa. Sì. Stiamo parlando di un amico mio. Sì. Che anche se fosse il mio peggiore nemico, direi che è la più bella voce che ho mai sentito. Bello carnale Mauro Nardi, insomma. Però adesso sai cos'è? Avesse a essere pure un amico. Se fosse un amico che dicesse è la più bella voce che ho mai sentito. Chiudi gli occhi, senti 100.000 canzoni, poi si andà a kill e non può dire che non è Mauro Nardi. Riconoscibilità. Sì, beh, certo. Cioè, lo Stevie Wonder napoletano. Sono d'accordo. Sì, grosso, ma non ha.
Bene, ma arriviamo al momento della decadence, perché insomma c'è Sanremo, c'è Marzullo, non so che cosa hai fatto tante cose, tra l'altro di Sanremo ne hai fatti 2, il primo con un grande botto, il secondo la botta un po' meno. Ha sbagliato Baudo. Una buttarella. Ha sbagliato Baudo. Sì, ha sbagliato. Ho ancora il pezzo che volevo portare io. Hashtag ha sbagliato Baudo, un momento. Anche i ricchi bianchi. Questa storia, guarda, io ero contento un tempo quando andavo in onda solo su TV Campane perché mi venivano qua, e tutta poi capite Melani, mi venivano qua, capito? Con Facebook, la pagina sua, chi ne mi piace, roba, non si sa mai che Pippo Baudo per caso, ma proprio per caso, ecco, si ritrovi sulla pagina di Fiorellini e senta ha sbagliato Pippo Baudo. Se io oggi fossi... Ecco. Hashtag ha sbagliato Pippo Baudo, prego. Quello che sono oggi artisticamente lo devo anche ai Stringiamo, festival che perché ha sbagliato Pippo Baudo? Perché quando mi ha richiamato per il secondo festival, perché il primo è nato grazie a una lite, si sono poi incastrate varie situazioni. Chi? Io dovevo essere prodotto da Nino D'Angelo, dalla DLO. Ok. Ti parlo dell'epoca di Girasole, vinsi il Festival di Napoli, fui chiamato perché lavorava con me un discografico che si chiamava Franco De Paulis, della Vis Radio. Ha fatto la storia napoletana. Sì. E chi su qua aveva anche fatto moltissimi dischi di successo di D'Angelo. Erano amici, Nino gli piacevo come cantava, come cantavo, attraverso sto De Paulis e attraverso Casaburi, perché era suo amico e autore storico, mi chiamarono, insomma, a questo appuntamento, vado dall'abbonarmi di Franco Baldi a Casoria. Facciamo questo appuntamento, io per te faccio questo e questo, le canzoni facciamo così, lo studio è questo, facciamo il contratto, DLO Fiorellino, cioè quindi Nino D'Angelo Fiorellino. Quando arriva la lettura del contratto, io che avevo qualche anno in più degli anni che avevo, mi accorsi che delle cose che ci dicemmo non stavano in questo contratto, non le ho ritrovate scritte. Sì. E non è che non mi fidai, ma io vivevo un momento positivo, facevo un sacco di serate con Favole e Girasole, ero uno tra i più forti, pure in Sicilia, a Palermo facevo le piazze e mettevo 15.000 persone, è storia, cioè non è che ci sono i video. E non firmai questo accordo. Non me la sento più. Non lo voglio fare, c'è una strana sensazione, voglio continuare a stare da solo, detta in modo un po' più semplificato. Da lì in poi è nata un po' una problematica perché, insomma, lui da una parte cercava di, ovviamente il progetto era suo, e quindi cercava di, a chi l'aveva già presentato a Milano, di non farglielo fare più, no? Perché noi giusto qui ci pigliate con non lo facciamo. Chi lì Milano invece si erano innamorati del progetto e attraverso un amico mio, la buonanima di Mario Izzo, il mese scorso sono andato fino a casa a vederlo morto nel letto ed è stata una delle più brutte esperienze che ho vissuto nella mia vita, volevo proprio bene a Mario, però è scomparso e io voglio salutarlo da qua, ti voglio sempre bene Mario. Tramite questo amico in comune che è stato tante volte con Maria Nazionale, Nino D'Angelo, insomma, un amico che è stato sempre alla musica, a Milano, ma napoletano, mi chiamai questo Giampiero Scussel, che era un discografico della S4, Sony di una volta, si chiamava S4, che comprò la RT Mediaset, quindi insomma un bel giro, distribuivano i dischi di Nino D'Angelo. Chi si aveva già parlato a Milano dei miei dischi? Così, magari che è successo, non è successo, milanese, non è successo niente, non ho voluto più fare sta cosa, io sono sempre disponibile per voi quando volete, come volete, vengo e firmo, ti prepariamo il contratto, ci vedremo fra qualche giorno, ma io fra qualche giorno ho solo ricevuto una telefonata e questo cristiano mi disse non posso fare niente, sto in una situazione un po' scomoda, noi non ti possiamo produrre, però non le arricere mai a nessuno, e mo non le sai arricere manco mo. Ti porto io a Roma da una persona che in questo momento fa per te. Poi io scomparirò dalla tua vita. Siamo solo amici. Chi era? Rolando D'Angeli. Mi porta a Rolando, era giugno. Rolando mi fece fare un pezzo che in italiano si chiamava Tempo, che scrivemmo io e Casaburi. Me lo ricordo. Tempo, senza te mi sento ormai. Con quello un giorno mi preparò un incontro. Dobbiamo andare da un discografico a Roma a Via della Giuliana. È uno che dopo avrei ti vuole fare... forse riusciamo a piazzare il disco in italiano, vediamo, comunque viene. Io paghi mio padre, facciamo questa puntata alle 3 del pomeriggio a Via della Giuliana, mio padre, perché lui disse, aspetta giù, e venne solissimo, salì sopra, ci stava questo omone di 2 metri girato di spalle, dice, ma non stiamo, ma non ci troviamo. Entrammo nell'assa, chi si girai caseggia, quella là da studio, ed era Baudo. Tipo Charlie's Angels. Ed era Baudo. Chi si discografico, Pippo?
Dice no, io volevo vedere la tua reazione. Davanti a Pippo Baudo? No, davanti a Pippo Baudo, davanti a quello che ti succederà da domani, perché tu devi essere te stesso, non mi ha mai saputo che è grazie a me che fai tutte queste cose. Okay. Tu devi viverle queste situazioni. Ecco perché ti dico che certi produttori non esistono più. Così Baudo aveva tutti i miei dischi sul tavolo già. Quando, dai 12 anni fino a quel giorno là che era girato, tutto aveva, tutta la discografia mia. Pippo Baudo tene, io no. Tutto cosa. E mi disse due parole. Ce l'hai un pezzo per fare il provino a Sanremo giovani? Baudo. Monga a me, io volete fare un poco napoletano, vi dico la verità, là giocai un po' di napoletanità. E va a fare sta canzone in napoletano. Cioè, ti mamma yoga, chi ci dice che già fanno testa italiano? Se caso mai ci piace la musica, frittata è fatta. Mi siedo dietro la pianoforte e dico, c'ho sta musica. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, ed era la musica di Ricomincerei. Chi l'ha cominciato a andare a rimettere alla 3, è bellissimo, fatemi il testo. Chiamai a casa pure, facemmo il testo. Feci tutte le selezioni di Sanremo e andai a Sanremo. Andaste a Sanremo. L'anno dopo mi richiamò. Decise Vuoi venire a Sanremo, non può venire dei campioni, non hai venduto dischi abbastanza. Sì. Vuoi rivenire nei giovani, sei il primo caso della storia di Sanremo che va 2 volte nei giovani? No, fu la risposta mia. Perché per me conseguenzialmente, quando hai fatto i giovani a mantenere forza i big, e quindi? se no non c'è una conseguenza. E Rolando mi prospettava una perdita, dice no, ma se non facciamo Sanremo io non ho altre alternative. Okay. Prima fa, convinciti, fa dice Cund, gli portai 2 pezzi, bastava un niente e un altro che si chiama, non mi ricordo manco il titolo, che non scrisse Casaburi, scrisse un altro il testo, si chiamava Se ne va. Sì. Ha scritto un maglione che non racconto manco. Era bellissimo secondo me, proprio un pezzo all'Aeros, bello proprio, tipo più bella cosa. Questo ragazzo scrive ancora? No, penso di sì, non l'ho più incontrato, un bravissimo autore. Morale della favola, chi si piglia e bastava un niente. È lì. E non guaiato. Senti, Pippo, sei sicuro? A me non mi fa impazzire sto pezzo. Sì, non ti preoccupare, ti ho inventato io. E mo mi stai distruggendo, però questa canzone non mi piace. Ma in realtà sì. Che poi è bello pezzo, però sapevo già che non faceva il miracolo. In realtà avevi ragione. Poi vinse la Tatangelo nel primo Sanremo mio, Doppiamente fragile. E poi restai in Angela Esposito. Sì. All'Accademia Sanremo, io so perché. E vabbè, a noi non interessa adesso questo. Ma insomma, noi non possiamo avere un avvocato quando io faccio le trasmissioni con te. No, chi sa perché. Vinse la Tatangelo. Vinse la Tatangelo e fin qui possiamo dirlo. Perché lei arrivava dall'Accademia di Sanremo. Molto carina lei, molto carina la canzone, io me la ricordo molto piacevolmente, tant'è che ti ho detto immediatamente il titolo. Avrei Baudo come ci rimanette male. Anche perché, sinceramente, ti posso dire una cosa, che a me la Tatangelo mi è sempre piaciuta. Io trovo che sia una delle nostre cantanti migliori. Mi auguro di sentire qualcosa a breve, perché è tanto che la sento. No, ha fatto un disco prima, un singolo prima dell'estate. Comunque, a parte la Tatangelo, che salutiamo perché tramite Facebook stiamo pure a casa della Tatangelo. Ma che c'è? Mica stava la Tatangelo. Sto parlando di Angela Esposito. Ho parlato di Angela Esposito. Sì, ma arriviamo alla vera decadenza. Sai quando a Napoli si dice una frase in particolare, hashtag, non poteva mettere manco un latte in un frigorifero. Questo vi pregherei di postarla subito e di scriverla per intero. Ma la GT? Sì, no, questa l'ha detta. In Ariganato. No, in Ariganato era un frigorifero. E che tu che dici del frigorifero? Non ne manca la luce in un frigorifero. È più bello. Allora, dice, non vedo Crudelia, no, ma Crudelia non ha mai avuto problemi del genere. Allora, scegliete voi che cosa dovete postare. Hashtag non tenga manca luce in do frigorifero, hashtag non tenga manca un latte in do frigorifero. Allora, è stato un momento drammatico, con una serie di... e poi quando, per gli artisti, quando si finisce nei momenti di decadenza, ok? È come in realtà vivere in un circo, perché all'improvviso intorno a te cominciano ad apparire tutta una serie di personaggi, no? Dai ruoli strani, dalle robe strane, cominciano a proporti cose strane, cominciano... giusto? Non lo so, è un fatto mio, sta nel mio immaginario questa storia. Io credo di aver fatto un sacco di scelte sbagliate. Ecco. Sì, Gianni, c'hai il microfono sulla giacca, non te lo puoi togliere. Ok, adesso dai questa a me, ok, tutto a posto. Io credo di aver fatto nella vita un sacco di scelte sbagliate. Sì, mettiti la pulce lì, ok. Non te ne dico personalmente. Ok. Ma artisticamente ne ho fatte tante. Proprio nel 2003 sì. Mi è capitata una cosa bruttissima. Sì.
Cioè, bellissima, ma poi bruttissima. Prima di continuare a parlare ti devi mettere il microfono, sennò a casa arrivano solo botte. No, non Grazie. ecco qua. Diamo solo fastidio a chi Io ci sono sta fatto così, non... seguendo. No, l'importante è appuntalo, poi il resto viene da sé. Ma c'è tra giacca da volta, No, non abbiamo il tempo, ti prego, siamo quasi alla una. Vai. Ci fu un signore una volta. Sì, Che si chiamava... Come si chiamava questo signore? Giancarlo Bigazzi. Giancarlo Bigazzi. La canzone più scema che ha scritto è Gloria. Sì. Bene. Un Chiedo scusa Pino vabbè, Fontana, no, ma mi invento microfonista. Grazie. Questo signore mi disse: vieni a casa, mi ti produco io, leva tutto quanto a mezzo. Sì. Togli a Mario Simeone di mezzo. Sì. E ti do a Marco Falagiani, che era il genero. Sì. Togli... Scusateci. Fortuna però, se parlando di te, caruto amico. No. Leva Antonio Casaburi di mezzo. Sì. Sento Pino Fontana, non va bene, giusto Roberto? Va buona, Scusate Pino. un attimo. Va Roberto... bene? Ma c'è sta giacca una volta. Allora, mantienilo dai così. Io se manderei. Togli a Mario Simeone di mezzo, che collaborava con me negli arrangiamenti. Okay. E ti do a Falagiani. Sì. Ma questa è storia, non è che... Togli a Casaburi e mi metti a scrivere i testi per te. Sì. Cioè, ti vado a fumare, maestro. Io non le proprio a nessuno. Io mi tengo perché mi hanno voluto bene e me li porto al secondo festival di Sanremo. I miei amici, oggi, che sia Mario Simeone che Casaburi, non me ne devono volere. Però io penso che artisticamente ho fatto una cagata quel giorno. Perché se io fossi stato il produttore di me stesso, avrei detto, aspetta, fermo, tu vuoi bene, ma tu stai cercando di fare una cosa che si cade poi non ha. Se tu sei ambizioso e vuoi raggiungere degli obiettivi, atti sto pizzo che in coppa avanza e falla. Tanto un ritorno ci può sempre essere. Io ho pensato più all'amicizia, all'affetto, al benessere comune che a me stesso. E credo da lontano, visto dopo tanti anni, di aver commesso un grande errore, secondo me. Lo stesso errore mi è capitato con errori, ma parlo sempre artisticamente, spero che io abbia chiarito quello che volevo dire, no? Sì. Cioè, se io fossi stato il produttore di me stesso, avessi detto, parliamo con gli autori tuoi di adesso, prima che potremmo, però su pezzo fatto fa a Bigazzi, perché Bigazzi è potente, quindi può succedere qualcosa. Come dire Mogol Bigazzi, chi si caso? Si possono aprire altre strade. Vabbè. Poi mi capitò Migliacci, te lo ricordi Migliacci? Franco Migliacci? Vero tu. Là però no, ti dico la verità, là non ero obbligato da niente a nessuno. Là non mi piaceva la canzone, non mi piaceva il testo, non mi piaceva. E chiamai D'Agostino per mi fare un testo in coppa a Chilo Pezzi, che poi non ho mai inciso. Però mi piacque più il testo di D'Agostino che di... Però vedi, quelli a volte, magari chi lo deve essere bellissimi, io saprei. Poi mi è capitato Fio Zanotti, che tu conoscerai, e Dodi Battaglia di Pooh. Dodi Battaglia, grande mio estimatore, si chiama, c'è un posto vicino Bologna dove Zanotti c'ha la sua villa e sotto allo studio di registrazione, che ha fatto tutti i dischi più belli di Celentano e cose, e così loro si proposero di produrmi. E ero ancora prodotto da Rolando, Carmuletto fa carte però, non mi volle dare il contratto indietro per andare con Dodi Battaglia e quell'altro. Cioè ho avuto un momento della mia vita dove tutti mi volevano, ma teneva sempre qualcosa che respingeva, che andava storto. Fino a mi fa perdere un sacco di tempo, un sacco di anni. E così poi ho perso tempo, soldi. Pensa che un Pasqua, io vivevo a Viale Padova, alla parallela di Viale Padova, in fondo Viale Padova ci sta una piazzetta, si chiama Piazza Costantino qualcosa, non mi ricordo. Io stavo là, in una casetta piccolina al terzo piano e vivevo, insomma, quando ti staccano Sky e segni che non tieni più una lira, perché non hai più i soldi sulla carta, perché ti hanno chiuso conto banca, certo. E quindi iniziano a venire meno quei piccoli impegni che tu potevi far fronte. Ed era un Pasqua, io volevo a Napoli, non sono potuto andare perché non avevo i soldi del treno per mi pagare Milano-Napoli, però ti parlo di, non è tanto chissà quanto ieri, forse 2008-2009, perché poi tante cose volutamente le ho rimosse, però io non rette i soldi per mi pagare. Scesi sotto,
e c'erano i Simpli, a Milano è piena di Simpli no, è lunga a Roma, Simpli vabbè, una da catena, che non mi ricordo, pigliai un po' di petto di pollo, una insalata, me ne sai detto ancora, per i canali che potevi vedere, perché quelli là, da 101 in poi, ne potevi vedere più, e mi avrei detto pochi televisione e va bene così. E feci finta che nulla fosse accaduto. E per quanti anni hai fatto finta? Per un sacco di anni, però non ho mai fatto figure di merda con gli impegni. Cioè, io per esempio, è venuto un momento dove dovevo dare un sacco di soldi a tanti amici miei, no? Perché veniva da te e diceva, mi aiutare, dammi una mano, sono in difficoltà, tu me li dai. Ma non sono mai caduto sotto lo strozzinaggio, non sono mai caduto sotto pressioni particolari. Le ho sempre evitate e questo ha dimostrato il fatto che durante le mie difficoltà sono rimasto in difficoltà. Non è che tenevano problemi e dopo una settimana sono diventato miliardario. Sono rimasti e con le mie forze, ripartendo dal teatro, da Masaniello, perché mi chiamò Tato Russo, viene a fare Masaniello, anzi la figlia di Tato Russo, che non mi sapeva proprio Tato Russo. Loro selezionarono dei cantanti, tra questi pure io. E quindi grazie a tutte queste cose, poi piano piano, ho fatto quello che potevo in questa città meravigliosa. Ma la parte mia di Milano è stata la parte più buia di tutta la mia vita, perché non succedeva proprio niente, cioè non accadeva proprio niente, si andava avanti, perché poi uscivo dall'Elemora che mi aveva buttato dentro per migliaia e migliaia di euro. Nel fallimento, quando l'hanno arrestato, c'è il mio nome ancora in quel fallimento di 18 milioni di euro, perché lui mi doveva dare un sacco di soldi, ma tantissimi, la LM Management. Così poi è fallito, non ha pagato ovviamente ai grossi, pensi se non pagava a me, perché non ha, a dire dei giudici non aveva i soldi. Ti doveva pagare per serate fatte? No, mi doveva pagare perché il nostro rapporto era lui il produttore discografico e management a 360 gradi, con l'artista che però anticipava le produzioni, pagava le produzioni, quindi musicisti, fudischi e tutto il resto, e poi a stato d'avanzamento questa società retribuiva i rimborsi spesi. Tu hai fatto un disco con l'Elemora? E c'era Roberto Rosu, Anna si è addormuto in questa cosa. Tu hai fatto un disco dove c'è... Sì, un disco che ha prodotto Mora. È questo in questione. Come si chiama? Passion si chiama. Uscito? Uscito con la Universal. Ah, ok. Uscito con la Universal, un disco, cioè, ha 700 musicisti dentro, è costato 300.000 euro. Tante cose. Che non sono stati pagati? Che in parte sono stati pagati. D'altra parte ho fatto tutte le cause che dovevo fare, sono durate 10 anni, sì, fino a morire così, nel niente. Ho speso altrettanti soldi di avvocati. Credo che in qualche Equitalia a Milano ci sta pure, quando tu fai una causa, poi devi pagare il tribunale a fare qualcosa del genere, credo che ci sta pure quelli con la mia cartella dell'Equitalia, perché all'epoca dei fatti non tenevi soldi, pavassi questi 8-900 euro. Come si chiama cartella? Passion? No, si chiama Ciao. Come si chiama Come si chiama cartella? Senti, insomma, questo è il periodo, poi ad un certo punto, finalmente, perché poi, lo dicevo anche stamattina alla radio, certe carriere si perdono e si perdono. E invece devo dire che con Gianni Fiorellino siamo stati fortunati, perché poi piano piano, A me mi è mancata solo la depressione, poi aggiungono tutte cose. Vabbè, lasciamo perdere. Sono stato addirittura ricoverato una settimana in terapia intensiva. All'improvviso poi, tra l'altro. Poi ho avuto tutto. A sorpresa. Però ad un certo punto poi... Non ci sa che mi aspetta. Torna, comincia a riscrivere le canzoni in napoletano, con gli autori di Napoli. Sì. Mantiene... No, prima a chi ti ho richiamato Casaburi. Casaburi. Perché pensavo che si poteva ripristinare un vecchio linguaggio. Vabbè, però e ci ho fatto un bel disco, Tu ne sei uno. Tu ne sei uno, ti ha dato una canzone meravigliosa, ma te ne ha date anche tante altre che semmai non sono diventate famosissime, ma sono bello stesso. Ma sono bello stesso che ce ne importa, perché noi vogliamo musica. Ecco, poi ognuno sceglie le canzoni che vuole. Poi hai mantenuto le promesse. E quindi sono tornati tutta una serie di impegni come le classiche cose, matrimoni, comunioni, serenate, battesimi. Sì, mi sono rimesso in gioco. Ma è arrivato... Mentalmente mi sono messo in gioco. Scusate, voglio capire, 5 minuti mancano?
6 minuti, ok. No, perché 6 minuti? Non lo so, Un porto pure, non lo ma lasciamo. Tanto 8. non ci siamo con i tempi perché stavo per chiudere il racconto. Scusate, ma se mi fate 5 minuti che fa? Niente, però aspetta, andiamo tranquilli. Si paga il doppio? No, stai tranquillo. Allora, stavo dicendo, al di là che musicalmente, Meraviglia, hai mantenuto tutte le promesse e roba varia, poi arriva una figlia, che è una tappa fondamentale della tua vita, perché i figli sono sempre una tappa fondamentale nella vita di un uomo, di una donna, una bimba che tu adori moltissimo. Tu alla radio mi hai già raccontato, tra l'altro, perché tu vedi in questo periodo Mia, giusto? Si chiama Mia? Ok. La vedi dove? Quante volte alla settimana la vedi? In questo periodo? Innanzitutto non la vedevo da 1 anno e mezzo. Da 1 anno e se mezzo. proprio vogliamo dirla tutta. Ok. E finalmente riesco a vederla. Riesci a vederla? Dove la vedi? La vedo attraverso i servizi sociali del paese di residenza della bambina. In un posto in particolare? Ogni comune di ogni paese Sì. ha dentro uno spazio, un ufficio o più uffici adibito agli incontri genitoriali con i propri figli. Molto bene. Che possono essere di madre in figlio, di padre in figlio. Sì. Poiché le mie battaglie giudiziarie per rivalere una mia paternità importante su questa bambina partono da lontano, Sì. e sono di continuo, e le mie difese sono obbligatorie. Ho invano chiesto anche al giudice del primo grado, sentenza uscita già a novembre dell'anno scorso, per mancato attuamento, si dice così? Insomma, non si riusciva a far creare l'incontro attraverso gli avvocati con mia figlia, che noi proponevamo di vedere questa bambina al più presto, visto che il giudice aveva accolto l'affido condiviso, aveva stabilito varie normative, come si fa in ogni affido per un minore, no? Ma non si riusciva a mettere in campo questa cosa. Così fai una denuncia oggi, scrivi una lettera domani, chiedi una cosa dopodomani, fidati di me, passa un anno. Certo. Ok? Perché la giustizia è lentissima, anche perché sulle liti familiari, o liti tra persone, è un campo un po' complicato, è un campo un po' lento, un campo un po' difficile. Quindi è vero che quando esce una cosa la si deve rispettare, però poi dipende sempre dalla civiltà che entrambi, chi gestisce un bambino, devono avere, no? E quindi, insomma, poi dipende sempre che uso ne fai delle carte scritte. E non è che il giudice dopo sta presso a te a vedere quando l'hai vista creatura, quando l'ha tenuta fredda, cioè non è così. Ti dici, fa questo, poi ti agnatello tu. Dopo di me c'è l'appello, se lo fai, se no, così è. Infatti io sono dovuto ricorrere in appello e dopo un anno l'appello ha stabilito quello che invano ho chiesto, cioè l'intervento dei servizi sociali. Perché i servizi sociali almeno scrivono un calendario preciso, scrivono un modus che deve essere obbligatorio e ti garantiscono di che vedere sì, la però bimba. sta in coppa ospedale, è normale, non ci vai, un cane chiama, non è giovane, venga a venire, ma che in linea di massima, mese per mese e per il periodo che sono stati affidati, che il caso è stato affidato ai servizi sociali, almeno tu sai che a quell'ora, in quel momento, in quella modalità, vedi questo figlio. In questo caso io vedo mia figlia. Mi regola, c'è l'assistente sociale e la psicologa dell'assistente sociale, di quell'ufficio. Mi lasciano con la bambina, sto in grazia di Dio tutto Quanto il tempo, ogni tempo tanto vengo, finché la bambina non si scoccia. Finché la bimba Un'ora, mezz'ora, 2 ore, quello che passa, quello che basta. vuoi. Se la bambina ha degli impegni, deve andare a danza o arriva da danza o deve andare a fare un'altra cosa, lo si stabilisce al momento e si vede. Che stanza è? Dico, è una stanza? È un ufficio. Adibito però come se fosse una E tu pseudo che classe fai? di scuola. Sì, ma voglio sapere che fai con tua figlia? Amo mia figlia, che faccio? No. Ci ho assai a mano figli, scusa. No. Non andiamo a niente quando va bene a figlia. Tutto a posto, ma giocate? Che fate? Certo, ci sono dei giocattoli. Okay, io puntualmente cerco ogni settimana di portarle questo volevo sapere.
delle cose che possono stimolarla un po', farla divertire, ma lei si ricorda a perfezione, ad esempio, di tutte le volte che è venuta a casa mia, si ricorda a perfezione di tutti gli oggetti che aveva lasciato a casa mia. Insomma, è una bambina della quale io devo dire sono contentissimo, perché è intelligentissima, è una donnina in miniatura, e finalmente, insomma, io so a che ora e quando avere questa creatura. Mese per mese le cose possono cambiare, ovviamente ci saranno vari appuntamenti da creare, insomma, fino a quando ci sarà la conclusione di questo intervento dei servizi sociali, e poi si vedrà. Quindi, a quel punto si ritorna alle normative che ha stabilito il giudice e si ritorna sul rapporto civile o incivile. Tutto qua. Ma sono convinto che si risolverà. Sì. Insomma, siete due persone intelligenti, sono convinto si risolverà. Allora, siamo alla fine. Arriva Melania. Io direi arriva Melania, punto. Cioè, io direi doveva arrivare Melania. Doveva arrivare Melania. Che è diverso. Ci sono donne che ti cambiano la vita, che lo fanno in maniera naturale, che ti sono mandate come regalo chissà da chi, chissà da dove, arrivano, come arrivano per certe donne certi uomini, così per certi uomini arrivano certe donne e la tua vita cambia. È anche vero che arrivano nel momento giusto, perché non so se Melania fosse arrivata 20 anni fa, si tutta una cugiva. Allora, perché anche questo va. Ovviamente tu adesso introduci poi di mia moglie, se permetti parlo io. Sì. Perché ti posso dire più cose. Se gentilmente però Antonio mi mette in onda una serie di fotografie che sono state scattate al Pala Partenope il 10 novembre, quando c'è stato inedite, allora. Questo grande concertone. E così tu mi racconti di Melania, spero non a puntate. Che Prego. meraviglia. Che mi vuoi dire di Melania che noi non sappiamo? Melania è arrivata in un momento mio, la verità la conosce Rico Femiano. Sì. Perché io stavo registrando il disco a Femiano. Sì. Che la canzone Quando succede, niente paura ma niente vuole, che ho arrangiato io. Sì. Io tenevo le cuffiette dell'iPhone, non tenevo il cassero studio in da quel momento. Cioè avevo le cuffiette dell'iPhone, ero in continua conversazione con lei. Sì. Continuo. O in videochiamata o in telefonata. Chi la latina cantava, io non l'avevo manco sentito. Canta da voi. Ma a me mi sembrava bella. No, non mi piaceva quella frase. Signor, credetemi, non era vero niente, non l'avevo proprio sentito. Chiedo scusa ancora a Famiano. È vero, no, ma me la lo so perché quella me l'ha è diventata raccontata la nostra canzone. anche lui questa cosa. È arrivata nel momento in cui in testa a me c'era tutta scheda date appicciata. Cioè, hai mai aperto un computer, che è la cosa verde con tutte le cose pezzate a coppa? Sì. Là era totalmente bruciata. Tutto quello che stavo facendo era sbagliato. Sì. Tranne amare mia figlia. Ok. E che avevo ed era piccolina, molto piccola. Ma era tutto sbagliato, perché lo facevo senza cognizione di causa, lo facevo perché una vita che mi ha portato a fare tanti errori, e tutto un sollevamento all'improvviso, uno pseudo stare bene, una pace, una serenità, non era probabilmente quello che occorreva a me per vivere, ok? Ma tutto quello che mi girava intorno, musicalmente, privatamente, qualsiasi cosa, era quella foga di dire, ma pare che sono passati guai, ma che recca, cioè pare che se ne è chiuso male tempo. In realtà era quella linea di mezzo, no? Tra il partire e arrivare, e l'arrivare si chiamava Melania, perché mi ha sconvolto poi tutto, ma me l'ha sconvolto veramente in 3 minuti, da quando un giorno l'ho incontrata, e tutti sanno ormai la storia, dove l'ho incontrata, a una festa del padre, pensa quanto mi può amare il padre, e l'ho incontrata là, me ne sono veramente innamorato. Abbiamo cambiato letteralmente le nostre vite, e ti posso garantire che quando l'amore vero arriva te ne accorgi e basta. Non confondi, non giustifichi il perché può essere un amore vero. Etero può essere un amore vero perché per questo. No, non darai giustificazione, non fai tempo a pensare. È l'amore vero perché ti cambia tutto, diventi tu un'altra persona. Tu prima parlavi di umiltà, parlavi di certe cose che nella famiglia di mia moglie regnano. E probabilmente io ho appreso molto dalla famiglia di mia moglie. Quando parlo di famiglia di mia moglie, parlo
di D'Agostino, perché è il papà, ma parlo principalmente di Marilena, dei fratelli, perché se tu li vedessi assieme, marito e moglie, sono proprio due terre diverse. D'Agostino è quello che tu conosci e tutti sanno, mentre la moglie è proprio un'altra persona, e dalla quale io ho apprezzato tantissimo l'umiltà, la semplicità, il campagnolismo, che pure esse tiene come me tale qua. E penso che a 50 anni si sta allevando due vecchiette bellissime che sono la mamma D'Agostino e la zia D'Agostino. Si sta crescendo proprio, capito? Quindi io diciamo mi sono sentito molto, io mi sono scoperto quando mi ha trovato a casa sua, e da lei, dai fratelli e dalla mamma che ho preso un sacco di buone novelle, di belle notizie negli ultimi anni. Oggi stasera guardavamo il bambino e dicevamo però com'è sereno, questo creatura sta sempre a lei, sempre attiva. Ma sì, per forza, perché non ha nulla di negativo attorno. Cioè non a caso ci sono persone che lavorano con me, che vengono a casa mi bella buona a mi trovare, cosa che non mi è mai successa. Anche professionisti che per me fanno delle cose che non potessero evitare, e se io studio loro. Belle e buone, mi chiamano, adesso stanno, ora vengo a trovare, voglio avere a figli. Perché? Perché noi in fondo siamo brava gente. Io non sono stato sempre una brava persona, te lo ripeto, abbiamo detto tante cose che mi sono capitate. Certo non sono stato mai un assassino, non mi sono mai drogato, non ho mai fatto cose che non mi appartengono. Avrò sicuramente fatto male a qualcuno, ma come tutti quanti noi, può capitare a tutti quanti noi. Però in fondo sono una brava persona. Ma io con lei sono diventata ancora di più una persona per bene. Mi guardo bene oggi, capito, a come comportarmi con la gente, perché tutti i 20 anni che sono passati alle spalle mie sono 20 anni che mi hanno imparato un sacco di cose. Cioè oggi parlare con me non significa parlare con uno che tiene 36 anni e basta, significa parlare con me che tengo un sacco di cose da raccontare, e c'è un sacco di cose anche da insegnare, no? Perché mi sento più vecchia dell'età che tengo, perché ho vissuto una vita che mi ha portato. Ma due cose, quando vivi una vita come la mia, o incontri a una psicopatica che ti brucia totalmente tutto il resto della tua vita, perché è venuto fa. Incontri una con una mentalità da starlet, una che si vuole mettere in prima linea, una che tu fai un cantante e si canta, oppure e ti arruina. Oppure incontri Melania, che continua a fare la vita sua, che scopro che è una grande mamma, che scopre che mi ama più di non so chi al mondo, e mi fa vivere bene, mi fa stare buono, non mi sento maschio, mi sento om, che è diverso, è una cosa diversa. Infinito. Quindi questo è quello che posso dire di mia moglie. Infinito di diversità. Insomma, se voi oggi mi amate, credetemi, un 70% le dovete dare pure a me. Allora, siamo arrivati... occupate, mi scrivi i test, trattatelo buono. Siamo arrivati alla fine, un bacio a Mattia, volevo ringraziare la regia di TV Campane, perché stasera siamo andati in onda con due regie diverse, la regia di TV Campane e canale 645. Volevo ringraziare Gianluca Allotta che si è occupato di tutta la parte Facebook. Lo voglio ringraziare pure io, perché Gianluca è un ragazzo tra quelli per bene che io come uomo lo stimo veramente tanto. È un ragazzo che mi ricordo ancora una volta, pochi anni fa, mi scrisse su Facebook, tu volessi fare un videoclip, ti ricordi Gianluca? Dopo un po' io l'ho chiamato a lui e abbiamo fatto la prima cosa, e da lì in poi, se io potessi, ci facessi pittare pure a casa mia, se la sapessi pittare, perché veramente uno gli puoi affidare qualsiasi cosa in mano, è proprio una certezza. Cioè se io oggi fossi ricco, che è tutto il contrario, perché per risolvere tutti i debiti che ho avuto nella vita mia ci vogliono 10 parole te, e te lo metto per iscritto. Oggi mio padre sta bene, oggi si è calmato, ma se io non tenevo negli ultimi 2-3 anni, 3-4 anni, un po' di entrate, o frate tuo, io me ne vado a fare fonico in regime, mi mettevo a fianco a Pino Fontana, mi arrivava 1.000 euro al mese, e forse stavo meglio così. Però, detto questo, a Gianluca gli affiderei, se fossi ricco, tutti i soldi miei. Grazie non fa errore, ricco, però. Grazie alla tua produzione, grazie a Crudelia, che io conosco da tantissimi anni. Crudelia è una professionista meravigliosa, è un carro armato, e per lavorare dietro la musica napoletana in una città come questa ci vuole veramente
forte personalità e devi avere le palle sempre e soprattutto devi essere onesto, devi essere una persona per bene. È sempre la fortuna, è sempre la fortuna che arriva da mia moglie però. Perché no, Crudelia, ma io sto parlando un attimo, sì, ho capito. Crudelia sì, l'ha cresciuta mia moglie. È un gancio. Anna Cammarota lavora con me, perché Melania è come se fosse la sorella Piccerella, addirittura Crudelia la sorella Piccerella. Se no che si è schifata tra lì, devo dire una che la cosa trovano i cantanti ricchi che pigliano 15.000, 18.000. La prima volta che la incontri ti sembra un po' tostarella, un po' burbera, ecco, poi capisci che è una che sa fare molto bene il suo mestiere e che lo fa da anni e che per difendersi e per stare, per lavorare, delle volte devi avere dei toni molto forti. È vero. Ma è una persona per bene, onesta, che sa fare il suo mestiere. Grazie a tutti e grazie a te soprattutto perché mi hai detto di sì. Io in confidenza ti ho detto tante cose, sì. Ne ho dette talmente tante che nella mia vita non pensavo mai di dirle così, ecco. Ma non so manco cosa succederà dopo. No, non lo so. Penso siamo stati abbastanza ma hai raccontato sistematici, di te stesso, quindi va bene così. Io di me stesso posso dire quello che voglio, assolutamente nessuno mi sì. può attaccare. Assolutamente sì. Però devo dirti grazie a te. No, grazie no, a te, perché sei tu che sei riuscito a chiudermi qua dentro questa sera tutto questo tempo lo so. E farmi dire queste cose. Un altro o un'altra non lo so se ci fosse mai riuscito, perché non ho interesse a dire cazzi miei. Mo' è l'una di notte, sinceramente me li sarei tenuti per me, però con te è sempre una valvola pure di sfogo. Lo prendo come un consultorio, questa confidence, dove dall'altra parte mi sono trovato un ottimo medico che mi ha dato ascolto. Allotta, scusami, #consultorio per chiudere. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie ai Marigliano. Grazie. Ciao fratelli Marigliano, grazie a tutti.